legati da stretti vincoli parentali. In particolare abbiamo 3 fratelli e tratti in arresto stamattina unitamente a 2 figli di uno dei 3 fratelli. Quindi in totale sono 5 soggetti, tutti appunto strettamente legati dai vincoli di parentela, a cui si sommano poi sostanzialmente 2 soggetti domiciliati nella provincia di Crotone, che hanno fatto sostanzialmente manovalanza e quindi hanno eseguito delle disposizioni degli ordini provenienti appunto dai soggetti arrestati a Zimella, quindi radicati nel Veronese, e un imprenditore veneziano sostanzialmente che è residente appunto ancora oggi nella provincia di Venezia. Il contatto tra l'imprenditore veneziano e questo gruppo di persone come avviene, se è dimostrato? Non è chiaro, nel senso non sappiamo chi li ha messi in contatto, perché l'indagine praticamente è stata avviata quando sostanzialmente il rapporto tra i due era già in essere ed era già sostanzialmente improntato appunto alla condotta di questo proposito di reato. In particolare l'indagine è stata avviata nel 2017, ma il primo tentativo di incendio contestato nella misura cautelare è risalente invece al 2015, quindi l'abbiamo ricostruito e addebitato con un'attività di indagine diciamo, documentale fatta di intercettazioni rievocative di quanto già posto in essere associate appunto a riscontri documentari. La famiglia finita in carcere operava nel settore dell'edilizia? In passato sì, stiamo parlando di oltre 20 anni fa. Oggi sostanzialmente ruotava l'attività economica del nucleo familiare intorno alla ristorazione. Ecco, sono titolari oggi di un ristorante a Zimella. Avete l'idea che questa famiglia o l''ndrangheta abbia intaccato maggiormente il tessuto socio-economico del Veneto? Allora, non si può dire perché lo spaccato che ho offerto da questa indagine sostanzialmente è circoscritto sia in termini diciamo, di indagati che in termini spaziali, insomma geografici. Di sicuro quello che emerge è che sostanzialmente questo nutrito gruppo di soggetti dal punto di vista diciamo, familiare, ecco, quasi tutta la famiglia è stata oggi attinta dal provvedimento cautelare, ha avuto la possibilità nel corso di oltre 20 anni sostanzialmente di arrivare ad una condotta, un atteggiamento, un'impostazione di vita improntata alla certezza di impunità. Cioè che gli imprenditori che hanno sostanzialmente poi rilasciato dichiarazioni non si sono recati presso i nostri comandi per sporgere una denuncia, ma sono stati da noi convocati perché avevamo avuto comunque motivo di ritenere che fossero appunto in una situazione di grave prostrazione, sia economica che psichica.